Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Romualdo sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se gli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là, governeranno nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro.
Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Signore è il mio pastore, non
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ecco, io vi annuncio un mistero. Noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno, incorruttibili, e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. 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 Alleluia.
Carissimi confratelli, carissimi parrocchiani di San Bruno, ecco, siamo qui questa sera a presentare davanti al volto di Dio il nostro carissimo Don Romuald, che con voi è stato mi dice Don Valerio, per 6 anni. 6 anni. E io ringrazio Don Valerio per l'invito che mi ha fatto per venire qui a presiedere questa Santa Eucaristia, e lo ringrazio in maniera particolare perché è un momento che ha un significato particolare anche per me. Davanti a Don Romuald del Burundi, io questa sera devo chiedere perdono, e lo chiedo a lui e lo chiedo anche a tutta la Chiesa del Burundi. Voi vi domanderete perché. Qualche anno fa io sono stato in Burundi, sono stato e ho visitato così parecchie città, da Bujumbura fino ai confini, ecco, perché è una nazione molto piccola. Sono stato anche a visitare un luogo, il seminario di Buta, dove qualcuno di voi avrà sentito, ricorderà, i nostri amici del Burundi lo sanno purtroppo per il dolore che c'è ancora sulla propria pelle, quello che è avvenuto in quel seminario, la strage di tanti seminaristi uccisi proprio in quel luogo, nel seminario. 40 ragazzi, 40 seminaristi, dai 18 ai 24 anni. Io sono stato lì a pregare su quelle tombe e a pregare nella chiesa che è stata costruita vicino, dedicata a Maria Regina della Pace. Ho ascoltato anche il racconto dei professori che sono sopravvissuti e mi hanno toccato fino in fondo nel dolore di quello che questi ragazzi hanno vissuto. Sono stati chiamati dai violentatori, chiamiamo, diciamo così, e li volevano costringere a dividersi, da una parte gli Hutu e dall'altra parte i Tutsi, e questi ragazzi hanno reagito con profonda fede, in maniera autentica, prendendosi per mano e stringendosi tra loro, e sono stati uccisi insieme, tutti quanti, senza distinzione di etnie, ma solamente perché persone di fede, persone che vivevano in quel seminario. Oggi c'è una causa di beatificazione per questi ragazzi, insieme a altre 4 sacerdoti, suore, 44 persone che noi ci auguriamo quanto prima possano essere messi sugli altari come ringraziamento per la loro forte testimonianza e per la loro fede. Sono stato a parlare anche con quello che era il rettore di quel tempo, oggi divenuto monaco, un monaco che con la sua preghiera e con la sua testimonianza tiene dentro il cuore il desiderio dell'autentica pace, della presenza di Dio in tutti gli uomini. Siamo tutti figli di Dio allo stesso modo, non c'è né colore di pelle, né etnie, né diversità, ma tutti fratelli, tutti figli dello stesso Padre. Voi vi domanderete perché io devo chiedere perdono? Perché dopo aver fatto questa visita e aver ascoltato queste testimonianze che mi hanno preso veramente in maniera molto forte, ecco, emotivamente mi hanno fatto piangere davanti a quel strage così efferata che è stata fatta, tutti questi ragazzi uccisi uno sopra l'altro. Sono stato a parlare con il vescovo di Gitega e lui mi ha accolto nella curia, siamo stati a parlare del più del meno, e poi ho avuto la stupidità di chiedergli, di fargli questa domanda. Dico: Eccellenza, ma come mai? Come mai può essere avvenuta una cosa di questo genere? Il Ruanda, il Burundi, si dice che in Africa
sono le nazioni più cristiane che ci sono. Com'è stato possibile una guerra di questo tipo, una strage così efferata? E il vescovo mi ha fermato e mi ha detto: senta, si fermi, ascolti. Nel 1914 in Europa non c'erano tutte nazioni cristiane, l'Italia, la Francia, la Germania, e che cosa è avvenuto? Quante stragi si sono fatte? Quanti milioni di persone sono state uccise? E nel 1939 non erano tutte nazioni cristiane? E perché lei mi fa questa domanda? Potete immaginare il mio rossore e potete immaginare il mio dolore di non essere stato capace di capire che il male non sceglie, non sta da una parte o dall'altra, ma sta nel cuore dell'uomo. Ecco, davanti a Don Romuald, io questa sera chiedo perdono per questa stupidità che ho avuto, per questa domanda assurda che ho fatto, e perché allora, più che vedere il male che è insito in me e in noi e in tutti gli uomini, e abbiamo bisogno tutti della misericordia di Dio, io mi sono fatto trascinare così da delle immagini che mi potevano venire così dalle riflessioni dei media. Chiedo perdono, lo chiedo soprattutto a Don Romuald, che io non ho conosciuto, ma mi è stato presentato come un uomo semplice, umile, come un uomo da una forte testimonianza, come un uomo che non vedeva l'ora di tornare nella sua diocesi per lavorare lì in mezzo al suo popolo, mettersi a disposizione, a servizio della Chiesa, della sua Chiesa. E questo è un fatto veramente bellissimo, il sentire il bisogno di aiutare i propri cari nella propria nazione, nella propria diocesi, a camminare secondo il progetto di Dio e secondo la volontà del Signore. Mi è stato anche detto e hanno sottolineato che nella sua sofferenza, malato di cuore, ha dato un esempio di forte coraggio, di speranza, anzi ha mostrato una fede, è stata chiamata una fede granitica, una fede profonda. Grazie Don Romuald, abbiamo bisogno di uomini come te che ci testimoniano veramente che per noi Dio è importante, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e per Lui vale la pena mettere a disposizione la nostra vita e donarla per i nostri fratelli. E allora avendo voi conosciuto e io di riflesso, avendo sentito parlare così di lui, posso capire anche la forza che hanno avuto quei ragazzi nel evitare quello che gli chiedevano, di distinguersi secondo le etnie. Siamo discepoli di Cristo, siamo figli di Dio, tutti gli uni vicini agli altri nell'amore del Signore. E allora io credo che possiamo dire una frase che ho sentito, che ho letto in questi giorni, possiamo dire di Don Romuald: è stato un raggio di sole per tutta la Chiesa, un raggio di sole. Grazie Don Romuald, noi di Roma te lo diciamo, ma tutto il Burundi te lo dice. Adesso tu che torni laggiù, porta anche il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine per quello che sei stato, per quello che ci ha indicato, per la strada che hai intrapreso, e ci auguriamo che tu dall'alto, guardando questa comunità o guardando la tua comunità da dove sei provenuto, il Signore possa così aiutarci a camminare secondo il suo progetto e secondo la sua volontà. Grazie, prega per noi, ne abbiamo bisogno. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo per tutti pace e salvezza. Preghiamo insieme e diciamo: o Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci.
Dio di infinita pace e di eterna felicità, ti affidiamo l'anima benedetta di Don Romualdo, che ha lasciato questo mondo per incontrarsi con te nell'eternità beata. Noi ti preghiamo. O Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Tu sei un Padre paziente e misericordioso verso ogni tuo figlio. Abbi misericordia di Don Romualdo, che è morto nella speranza di incontrarti oltre la morte e affidarsi per sempre nella pace eterna che solo tu puoi dare. Noi ti preghiamo. O Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Padre infinitamente buono, accogli questo tuo figlio che ti ha servito instancabilmente consacrandosi a te nel sacerdozio. Accoglilo nella comunione dei santi. Noi ti preghiamo. O Dio dei morti, ascoltaci. Signore Santo, ti preghiamo per questo sacerdote che nella Chiesa ha esercitato il sacro ministero, perché tu lo renda partecipe della liturgia del cielo. Noi ti preghiamo. O Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Dio onnipotente e santo, ti preghiamo per tutti i pontefici, vescovi, sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo che si sono addormentati nella tua pace. Concedi loro il posto che spetta ai fedeli servitori della tua Chiesa. Noi ti preghiamo. O Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Signore, la comunità di San Bruno qui riunita ti prega oggi per Don Romualdo, sacerdote che ci hai voluto donare perché illuminasse una parte del nostro cammino. Testimone di vita autenticamente cristiana, ci hai indicato come rimanerti fedele nella malattia, come lodarti e pregarti nella sofferenza. Amante della croce di Cristo, lo hai chiamata a te il giorno dell'esaltazione della croce. Innamorato dell'Eucaristia, devoto alla Vergine Maria, capace di offrire le sofferenze per il Papa e per la Chiesa, ci concedi di poterlo salutare nel giorno della nascita in cielo del beato Carlo Acutis. Accoglilo, Signore, tra i tuoi santi e lascia a questo tuo figlio un posto speciale, così come lui lo ha saputo lasciare nei cuori di ciascuno di noi. Per questo noi ti preghiamo. O Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. O Dio, tu non vuoi che la morte sia occasione di condanna. Rendici capaci di vedere con occhi nuovi il nostro ritorno a te e al tuo servo Don Romualdo dona la gioia della tua casa, dove morte e lutto sono vinti per sempre. Per Cristo nostro Signore. Dove la carità
Pregate perché la mia e la vostra offerta sia gradita a Dio Padre Onnipotente. Per la forza di questo sacramento concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Romualdo sacerdote di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la Tua gloria. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Testamento
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua clemenza. Dona al tuo servo Don Romualdo, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei santi misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Caro Don Romualdo, non avremmo mai voluto salutarti così, ma questa vita ci riserva sempre delle sorprese, a volte belle, a volte meno. Volevamo invece dirti che questo non è solo un saluto, ma un ringraziamento per tutto quello che hai fatto per noi. Le tue preghiere e le tue dolci parole hanno accompagnato le nostre giornate, anche nei momenti più tristi, più bui, più soli, ricordandoci sempre che Gesù è sempre con noi, anche in questi momenti, che non ci lascia, che veramente è un amico fedele. Grazie, Don Romualdo, per la tua cordiale disponibilità e delicatezza, anche quando la malattia stava inesorabilmente piegando il tuo corpo. È stata per noi una grazia averti conosciuto ed ascoltato. Un abbraccio forte va soprattutto alla tua famiglia. Non ti dimenticheremo mai e pregheremo sempre insieme a te, con infinito affetto. Messaggio di circostanza con il quale Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Joachim Naondereye, Vescovo di Muyinga, diocesi di incardinazione di Don Romualdo, si vuole mettere in comunione con noi e con Don Romualdo oggi per la circostanza. Cari Don Valerio e la comunità tutta di San Bruno, mi commuove di sapere che in questo momento state celebrando con tanto amore le esequie del nostro carissimo compianto Don Romualdo Carenghera. Mi preme di raggiungervi col pensiero e nella preghiera anche a nome di tutta la nostra famiglia diocesana di Muyinga, per ringraziarvi della preghiera che state offrendo con affetto per questo nostro sacerdote che ormai, ce lo auguriamo, ci guarda dal cielo e intercede per noi. Colgo l'opportunità per ossequiare lei, Eminenza Reverendissima Cardinale Enrico Ferocci, che presiede la Santissima Celebrazione Eucaristica in suffragio del nostro compianto sacerdote. Grazie, Eminenza. Cita la lettera ai Romani 14,8. Se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Nella nostra vita, come nella nostra morte, apparteniamo al Signore. Questa è la bella confessione di fede che Don Romualdo ci ha lasciato in testa al suo testamento, perché sapessimo con quale spirito egli intendeva lasciare questo mondo. E certamente ciò sarà stato così. Don Romualdo si conosceva e si voleva interamente appartenente al Signore Gesù Cristo. Così sicuramente ha accolto la morte. Da cristiano fedele e buon sacerdote, profondamente mariano, sarà certamente morto come egli ha vissuto, cioè totalmente liberamente soggetto alla volontà di Dio. Così come lo abbiamo conosciuto, deve essersi messi tra le braccia di Maria, la nostra Madre Celeste, che pregava con fervore ogni giorno. E avrà fatto ciò nella consapevolezza che si affidava a colei che per prima ha detto sì senza riserve al suo Creatore. E sarà poi morto dicendo come lei: io sono il tuo servo, lascia che sia fatto a me, secondo la tua volontà. Anche se sotto il peso della morte non ci sarebbe riuscito,
Questo è comunque ciò che nella sua vita tra noi egli ha desiderato e cercato con tutto il cuore. Quindi non stiamo a cercarlo da nessun'altra parte se non in Gesù e Maria. È qui che ci sta aspettando con un sorriso sul viso, e se questo non fosse ancora il caso, siete qui a pregare affinché ciò si realizzi rapidamente. E noi faremo lo stesso il prossimo giovedì alle 11 nella mattinata nella cattedrale di Muyinga. Sempre in comunione di cuore con Lui vi saluto fraternamente, chiedendo al Signore di benedirvi tutti. Grazie. Joachim Aondereye, Vescovo di Muyinga, 12 ottobre 2021. E ora ringraziamenti penultimi, diciamo, poi dopo ascolteremo. Io veramente ringrazio tutti. Ringrazio a nome veramente della parrocchia di San Bruno Don Enrico, il cardinale, amico di antica data, per oggi, perché sei stato vicino a noi e hai celebrato questa Eucaristia con noi per Romualdo e anche per noi, e ci ha reso testimonianza della tua vita, della tua fede e di quello che hai vissuto. Grazie. Voglio ringraziare il Vescovo di Muyinga. Ho sempre, se poi posso avere la copia di questo bellissimo saluto, come ho la copia dell'altro Vescovo quando l'ha presentato, l'ho fatto vedere. Veramente siamo nella comunione, quella comunione che è la Chiesa, e quindi noi di Roma e lì nel Burundi di Muyinga siamo in piena comunione. Questa è la Chiesa, questi sono i fratelli tutti, come Don Enrico ci ha detto, ci danno il Papa. Voglio ringraziare il rettore del collegio urbano, Don Albino, le persone del collegio dove Don Romualdo è stato vice rettore, e quindi noi conosciamo bene il collegio, ci portava quando era Pasquetta, andavamo sempre lì, e poi Don Albino veniva, veniva a sostituire Don Romualdo, e a volte veniva qui in parrocchia. Grazie veramente ai confratelli, agli amici della comunità del Burundi e del Ruanda, veramente che Dio vi benedica con tutto il cuore che siete qui, e per il dono che abbiamo ricevuto con Don Romualdo. Un ringraziamento, un saluto particolare, ci sta seguendo in questo momento, alla mamma. Allora, quando telefonava la mamma, io la chiamavo sempre così: ciao mamma, grazie per tuo figlio, ciao mamma, siamo sicuri che sta in paradiso, ciao mamma. E infine, ecco, è tutto un rendimento di grazie. Don Romualdo ha reso grazie. Siamo qui celebrando l'Eucaristia, abbiamo celebrato l'Eucaristia, che significa rendimento di grazie, veramente. E un po' parafrasando Sant'Agostino, diciamo anche noi al Signore, con questa Eucaristia che è rendimento di grazie, non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, Signore, ma ti ringraziamo perché ce l'hai dato, ce l'hai donato in questi 6 anni, qui nella nostra comunità, nel collegio urbaniano, nella sua diocesi, nella sua patria, nel Ruanda. Grazie Signore, grazie. Noi ti ringraziamo per la sua preghiera, per la sua vicinanza, per le confessioni, per l'Eucaristia che ha celebrato. Grazie, oh Signore. Noi ti ringraziamo per i consigli spirituali che ha dato a tante anime in questa parrocchia. Grazie Signore. Noi ti ringraziamo, ti ringrazio per la sua amicizia, quando la sera parlavamo dei 1000 problemi di questa parrocchia. Grazie Signore. L'Eucaristia è rendimento di grazie, ma è anche il memoriale della Pasqua. Passione, morte e risurrezione si rendono presenti nell'Eucaristia. Posso e devo testimoniare su Don Romualdo, che era un uomo eucaristico, un uomo che celebrava l'Eucaristia, malatissimo, la doveva celebrare, non riusciva a scendere giù, la celebrava su nell'ufficio parrocchiale che era diventato una cappella. Appena poteva, l'adorazione eucaristica, di fronte al Signore, l'adorazione eucaristica, ce l'ha raccomandato il Papa domenica, veramente il sinodo si fa con la preghiera, con l'ascolto, con l'adorazione, e ce l'ha testimoniato. Mi ricordo ancora la sua omelia del 25esimo, celebrato qui, grande festa, la sua adorazione, l'adorazione eucaristica. Uomo
della misericordia, il mistero pasquale, Cristo che dalla croce perdona, il buon ladrone, le sue confessioni. Confessava, dirigeva, suggeriva alle persone la via spirituale. È morto. Questo è l'ultimo dialogo che abbiamo fatto lì in rianimazione, quando stava in dialisi e di lì a poco sarebbe morto. È morto offrendo tutte le sue sofferenze in espiazione dei peccati propri, ma per la Chiesa e per noi. L'ha sempre offerto, in piena grazia di Dio. Non so quante indulgenze penali abbiamo dato, il cappellano, poi dopo io, in piena grazia di Dio, offrendo tutto, come ha sempre vissuto e ha pregato. Insomma, Don Romualdo è stato l'uomo dei 3 candori, dei 3 amori, quelli di Don Bosco, quelli dei nostri santi, quelli proprio più tradizionali, come era lui, perché lui era un uomo tutto da un pezzo granitico e tradizionale. L'amore all'Eucaristia, l'amore all'Immacolata, a Maria, l'amore al Papa, alla Chiesa. Questo è stato Don Romualdo. E oggi continuiamo con lui in amicizia, in maniera diversa, in maniera più spirituale, perché lui l'ha creduto, come apostolo diciamo anche noi oggi, che Cristo ha vinto la morte. E lui rende grazie per questo, che Cristo ha tolto il pungiglione, l'arma della morte che è il peccato, e lui l'ha vissuto assolvendo, confessando che Cristo è risorto, è veramente risorto. Allora arrivederci, Don Romualdo. Arrivederci, speriamo, in paradiso, lì dove Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia. Ripetiamolo insieme per 3 volte come facevamo a Pasqua. Cristo è risorto. È veramente risorto. Cristo è risorto. È veramente risorto. Ecco, questo è l'ultimo penultimo grazie. E allora, quando stavo lì a parlare con lui, alla fine gli ho fatto fare un saluto ai parrocchiani, adesso volevo farlo sentire a tutti, sai, su WhatsApp, speriamo che ci riusciamo. Di lì a poco sarebbe morto. Quando nel giorno, sì, ero sicuro che era il giorno della Santa Croce, aspetta la Santa Croce per morire. E allora ascoltiamo l'ultimo grazie e l'ultimo saluto di Don Romualdo. Un grande saluto a tutti e grazie della preghiera, che adesso proprio ne ho tanto bisogno. E un abbraccio, grazie a Don Valerio che è venuto veramente, ha chiesto un permesso speciale, gliel'hanno concesso, perché qui di solito non c'è nessuno, ma il medico in modo speciale gli ha permesso. Grazie di essere venuto, mi dicevi della preghiera che fate e proprio anche alla Santa Messa, vi ringrazio di cuore, ne ho veramente bisogno. Un abbraccio a tutti. È bello sentire che un prete muore dicendo grazie. Domandiamo al Signore che tutti quanti noi possiamo dire grazie quando Lui ci chiamerà a vivere con Lui per sempre. Grazie, Signore. Stiamo per compiere, secondo il rito cristiano, la sepoltura. Affidiamo alla terra, alla sua terra natale, il nostro fratello Don Romualdo e supplichiamo Dio con fede, Dio che è nostro Padre. Il nostro fratello si è addormentato dicendo grazie, si è addormentato nella pace di Cristo. Allora noi oggi, in questo momento, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo ancora alla misericordia del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e ha dispensato i misteri di Dio
con il servizio sacerdotale, possa ora essere accolto nei cieli e sedere al banchetto dei figli, e con i santi sia erede dei beni eterni promessi. E anche per noi, che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno, insieme con i nostri cari, con Don Romualdo, andare incontro a Cristo quando Egli, che la nostra vita, apparirà nella gloria. Ora ci fermiamo qualche istante in silenzio per dire la nostra ultima parola di saluto a Don Romualdo. Ci mettiamo vis-à-vis davanti al suo volto, lo ringraziamo e preghiamo per lui personalmente. E dopo aver elevato la nostra personale fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello, ora rivolgiamo a lui il nostro saluto. Il nostro addio però, anche se velato dalla tristezza del distacco, è confortato dal sollievo della speranza. Potremo infatti un giorno godere della presenza del nostro fratello e della sua amicizia, quell'amicizia che abbiamo vissuto qui, intensamente, gioiosamente. E per il dono della misericordia del Padre, questa assemblea che con tristezza ora sciogliamo, noi la ricomporremo lieta un giorno nel regno di Dio. Questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza. Preghiamo insieme allora e diciamo: venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ed ora io compio due gesti simbolici. Aspergo con l'acqua la salma di Don Romualdo e la incenso. È stato tempio dello Spirito Santo. L'acqua l'ha reso partecipe della vita di Cristo con il battesimo, figlio nel figlio, erede di Dio, coerede con Cristo, e la sua persona, tempio dello Spirito Santo. Riconosciamo i doni che Dio ha fatto a lui, e mentre io compio questi due gesti, lo accompagniamo con la preghiera dei figli, sentendoci tutti figli dell'unico Padre. Lo pregheremo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo il nostro fratello Don Romualdo, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo
con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta le nostre preghiere, apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti saremo riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Don Romualdo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. L'anima del nostro fratello Don Romualdo e le anime di tutti i nostri cari riposino in pace. Amen. E per tutti diciamo: l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Abbiamo salutato il nostro fratello Don Romualdo, l'abbiamo presentato davanti al volto di Dio. Ora andate, siate testimoni della risurrezione e della vita. Andate in pace.